Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è mercoledì 30 settembre e sarò io, Luigi Guglielmi, a guidarvi tra le principali notizie e vediamo subito il titolone del Corriere delle Alpi. Purtroppo potevamo aspettarcela. Covid, il Comelico si blinda. Parliamo di coronavirus. Il titolo forse è un po' esagerato perché non siamo di sicuro tornati al lockdown, però i provvedimenti sono molto importanti, significativi. Mascherine anche all'aperto tutto il giorno e bar chiusi alle 22, le misure richieste da ULS 1 e prefettura. Poi adesso bisognerà vedere in che misura le richieste dell'autorità sanitaria e della prefettura verranno accolte sul posto dai sindaci, perché il meccanismo non è così automatico, insomma. Però dobbiamo renderci conto, insomma, dell'importanza di queste misure, che sono la conseguenza, come abbiamo detto, della situazione particolarmente delicata che si è venuta a creare in Comelico e che genera di fatto una situazione, delle reazioni, insomma, che non hanno pari in Italia, insomma. Tant'è, adesso vi voglio mostrare il titolo di apertura del Gazzettino. Nel fascicolo nazionale, lo vedete qui, ecco, credo di avervi mostrato il titolo per chi ci segue sui social dell'Amico del Popolo. Vedete che il titolone sulla pagina nazionale del Gazzettino, che apre il fascicolo nazionale del Gazzettino, è questo: mascherine, torna l'obbligo. E di cosa si parla? Si parla di Comelico. Nel Comelico va indossata anche all'aperto, stretta anticontagio in Sicilia e a Bologna. Insomma, siamo messi insieme ai casi nazionali e per quello che risulta, insomma, dovremmo essere la prima provincia in cui si verifica una situazione di restrizione così importante come l'obbligo di portare la mascherina dopo la fine dell'emergenza. Insomma, Venezia, bimbo di 45 giorni positivo al Covid, i rischi per il campionato dopo il caso Genoa. Leggiamo il lancio dalla prima del Gazzettino: la metà dei bellunesi positivi si concentra in 3 comuni del Comelico, poco più di 70 sui 149 del bellunese, numeri irrisori in una grande città, ma che creano allarme in una piccola realtà, dice il Gazzettino sulla pagina nazionale. Il focolaio ha fatto scattare misure urgenti a Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Comelico Superiore. Da oggi mascherine anche all'aperto e bar chiusi alle 22. Stretta anticontagio anche in Sicilia e a Bologna. A Venezia un bimbo di 45 giorni è stato trovato positivo al Covid dopo il caso Genoa, e parliamo del calcio, della Serie A. Il mondo del calcio teme un altro stop. Vi faccio vedere anche il primo sfoglio del Gazzettino nazionale, dove a pagina 2 si parla della situazione del Genoa calcio e il taglio basso si riferisce alla Serie A, ma la pagina 3 è proprio in apertura dedicata al Comelico. 3 del nazionale, ripeto: maxi focolaio in Comelico, all'aperto con mascherina. Questo è il titolone di apertura, e la foto si riferisce ai tamponi eseguiti domenica scorsa a Santo Stefano di Cadore. Il titolo, il sommario, il sottotitolo dice questo: Belluno ripete, metà dei positivi in provincia sono concentrati in 3 comuni, sono i 3 comuni che abbiamo detto del Comelico. Stretta dell'ULS, nel veneziano contagiato un neonato di 46 giorni, in Veneto solo 90 nuovi casi. La situazione appunto di Belluno è particolarmente rilevante. Allora vi leggo solo il paragrafo relativo a Belluno, perché ci interessa particolarmente, cioè al Comelico sostanzialmente. Ma l'epicentro della crisi è tra le montagne, dice il Gazzettino fascicolo nazionale. Metà dei bellunesi positivi si concentrano in 3 comuni del Comelico, 6.000 abitanti in tutto, su una provincia di 200.000. Parliamo di poco più di 70 infetti sul totale dei 149 nel bellunese. Numeri irrisori, ribadisce il Gazzettino quello che aveva già detto in prima pagina, no? Irrisori in una grande città, ma che creano allarme in una piccola realtà dove ormai 2 asili e una classe delle elementari sono stati chiusi
per bimbi positivi. Sono in tutto 7 i minori con Covid in quella vallata. Il focolaio, come calcolato dall'ULSS Dolomiti, ha un'alta incidenza del contagio sulla popolazione, l'1,11% in un mese, e ha fatto scattare misure urgenti, le prime di questo tipo prese in regione. È la prima volta che nel Veneto si assume una misura così pesante. A Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore e Comelico Superiore da oggi si potrà girare solo con la mascherina da indossare anche all'aperto e i bar chiuderanno alle 22. La misura è stata suggerita ieri dall'Ulsuno Dolomiti e attuata con ordinanze sindacali che entreranno in vigore oggi. Ecco che arriva la risposta al dubbio che avevo io, perché ieri sera ancora non erano arrivate. Quando abbiamo chiuso il giornale non erano ancora arrivate le ordinanze sindacali, che quindi hanno recepito le indicazioni dell'ULSS e della prefettura, cioè mascherine obbligatorie all'aperto nei 3 comuni del Comelico, Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore, e bar chiusi alle 22. Nella proposta di misure anticontagio inviata ieri ai sindaci dal direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti, Sandro Cinquetti, a seguito del confronto con il Dipartimento regionale della prevenzione, vengono descritte le misure di prevenzione da prendere per arginare il focolaio del Comelico. Il provvedimento ordinativo contingibile e urgente adottato dai sindaci ha la validità di 15 giorni, quindi per 15 giorni serve adottare questi comportamenti, a seguito dei quali verrà rivalutata la situazione, cioè se ne riparla tra 2 settimane. La speranza è che questo basti, che il focolaio Comelliano si spenga con questo, no? Già ieri c'era qualche spiraglio, a differenza dei giorni precedenti in cui si viaggiava con nuovi positivi a 2 cifre, ieri erano solo 3 i casi, uno solo del Comelico, con le ordinanze e però qui bisogna fare un inciso, devono ancora arrivare i risultati di un centinaio dei tamponi eseguiti domenica. Con le ordinanze e le nuove regole scatteranno da oggi anche i protocolli più serrati voluti dalla prefettura e varati dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito lunedì. Per i furbetti delle mascherine, multe salatissime. Intanto Santo Stefano ha già annullato la tradizionale Fiera dei Santi, una manifestazione che si svolge nelle giornate del 2-3 novembre e che in 758 anni di storia si era fermata solo con Vaia. Va ricordato che tutto è iniziato, ricorda il Gazzettino, circa 15 giorni fa, quando si è verificato un problema in un campeggio con un focolaio familiare. Tracciando i contatti sono emersi altri positivi, poi altri casi, nei paesi sono diversi, i negozi chiusi, un po' per scelta, per la sicurezza del personale, un po' per obbligo, per un commesso o un titolare positivo. Per quanto riguarda il bollettino Veneto, ieri sono stati registrati 90 nuovi casi di contagio, dicevamo, da Covid, e parliamo del dato regionale, quindi noi ci fermiamo qui per quanto riguarda i dati regionali. Dunque, volevo tornare al Corriere delle Alpi, che adesso vi mostro di nuovo la copertina. Eccola qui: Covid, il Comelico si blinda, e andiamo avanti con questo giornale. E andiamo avanti, la fotografia centrale la descriviamo come al solito per gli amici che ci seguono da Radio Piave adesso, e poi come sempre li avvisiamo che possono riascoltare ma anche rivedere questa rassegna seguendoci sui social dell'Amico del Popolo, ovvero sul canale YouTube e soprattutto su Facebook, che vediamo seguitissimo da voi. Dunque, la fotografia centrale ritrae 5 persone con in mano degli enormi grappoli d'uva. Super vendemmia per il prosecco della Valbelluna, ottima qualità è il virgolettato. E quindi assistiamo così a un fenomeno del tutto nuovo, no? Perché le vigne sono state piantate negli scorsi anni, cominciano a dare frutto e a quanto pare la qualità non tradisce le aspettative. Ancora coronavirus, le mamme in quarantena con i figli, costrette a casa senza stipendio. Il racconto di 2 mamme costrette a restare a casa con i bambini in quarantena. Vaccini, archiviata l'inchiesta contro 31 presidi. L'articolo è a firma di Sosso, pagina 17, poi se volete andare a vedere. Accordo alla Marshall sullo smart working, è il primo in provincia. Diritto alla disconnessione, 3 giornate massime di lavoro a distanza alla settimana, flessibilità della prestazione sono alcuni degli elementi che caratterizzano l'accordo sullo smart working, sul lavoro da casa, siglato tra le organizzazioni sindacali e la Marshall Italia, l'azienda dell'occhialeria di Puos, che conta 300 dipendenti. È il primo accordo specifico sullo smart working siglato in provincia nel comparto dell'occhiale.
Altri titoli: Olimpiadi Milano Cortina, torna il sereno tra il CIO, il Comitato Olimpico e il governo. Artigianato, due artigiani, virgolette, cassa in ritardo, l'abbiamo anticipata noi, il racconto di due imprenditori che hanno aiutato i loro collaboratori senza stipendio durante la pandemia. Allora, in taglio basso trovate una notizia che riguarda Papa Luciani proprio nei giorni che ci ricordano insomma, l'epilogo della sua vicenda, dei suoi 33 giorni di pontificato. Luciani, i medici riconoscono un suo miracolo. E questo va a incidere ovviamente sulla causa di beatificazione. Siamo qui in trepidante attesa del riconoscimento della Chiesa, della santità, cioè da parte della Chiesa, della santità di Albino Luciani. Lo ha detto il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, nella messa in memoria di Giovanni Paolo I a Canale d'Agordo, in occasione del 42esimo anniversario della morte. Questo il titolo in prima pagina del Corriere delle Alpi. Noi adesso andiamo avanti un po' velocemente con i titoli di carattere nazionale, sfogliamo le pagine, chi ci segue in video può dare un'occhiata, ma andiamo a raggiungere temi che sono di maggiore interesse per la provincia di Belluno e ne troviamo uno a pagina 9 perché vedete che c'è il titolo riferito a una scelta del governo che ricalca esattamente gli auspici espressi da Zaia l'altro giorno. Scuola, arriva il via libera ai test rapidi. Serviranno nei casi sospetti di Covid, screening per studenti e professori in 15 minuti. Salgono i decessi e i contagiati nel paese. Allora, questo è importante perché se riusciremo a raggiungere una nuova normalità, insomma, nella quale comunque anche a scuola si possono verificare i casi, ma questo non significa bloccare per un giorno, 2 giorni il tempo di avere insomma l'esito del tampone, bloccare una classe, le attività intere, che vuol dire poi le famiglie, il lavoro, ecco questo sarebbe molto importante. E l'altro giorno, pochi giorni fa, Zaia aveva proprio espresso al governo la proposta del Veneto appunto di adottare i test rapidi sui ragazzi e sui professori a scuola, in modo che se c'è un caso sospetto nel giro di un quarto d'ora si possa capire con una approssimazione abbastanza elevata, però insomma con una certa precisione, nonostante tutto, insomma superiore al 50%, mi pare che stiamo parlando attorno al 60-70%, si possa scoprire insomma se un ragazzo o un insegnante ragionevolmente possono essere stati contagiati dal virus. Il discorso è sempre il solito e noi lo ribadiamo, vogliamo ribadirlo. Vedete il taglio basso di questa pagina, guardate, vi leggo il titolo per gli amici della radio. In Israele più morti che negli USA e in Gran Bretagna è record di contagi, questo per quanto riguarda la situazione nel mondo. Ora, veniamo accusati ingiustamente, ci fa male, noi giornalisti, ma anche noi dell'Amico del Popolo, su Facebook ci sono i leoni da tastiera, no? Che ci accusano di fare terrorismo, eccetera. Non è questione di fare terrorismo, noi siamo convinti che sia utile per tutti cercare di essere, senza fare allarmismi, cercare di essere corretti nel fornirvi le informazioni sulla diffusione di questa pandemia. Perché? Perché è vero che in questo momento sicuramente muore tanta più gente per tante altre malattie, ma il coronavirus abbiamo visto come funziona, lo vediamo all'estero, adesso noi siamo in vantaggio rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, dove la grande diffusione, il grande numero dei casi porta con sé grande numero di ricoveri, grande numero di pazienti in terapia intensiva, grande sofferenza quindi negli ospedali che non riescono a star dietro ai malati di coronavirus, ma non riescono più a star dietro neanche ai malati di altre malattie, con problemi sul lavoro, possibilità di lockdown e soprattutto con già tanti morti, perché questo è il punto di arrivo se questa cosa ci scappa. È vero che si tratta di una cosa subdola perché in questa fase, almeno qui in Italia, ma anche nel Comedico che è stato così colpito, i casi gravi sono uno. C'è solo una persona ricoverata con sintomi importanti tra i positivi del Comedico. Però ricordiamoci sempre che abbiamo avuto 2000 morti nel Veneto e li abbiamo avuti e sono la punta dell'iceberg di una popolazione che era stata largamente infettata. Quindi bisogna cercare di fare di tutto per contenere questa infezione, perché se si espande poi comincia a mostrare i segni di gravità.
Adesso può sembrare assurdo, può sembrare esagerato, se non ci muoviamo adesso però, se non stiamo attenti adesso, se non mettiamo le mascherine adesso, se non stiamo lontani adesso, rischiamo tra un po' di ritrovarci messi male e soprattutto di ritrovare messa male la nostra sanità, che vuol dire pericolo di ammalarsi gravemente, di morire e vuol dire anche pericolo di blocco delle nostre attività. Vogliamo questo? Pagina 10 sempre della regione, mascherine sempre e bar chiusi alle 22, così il Comedico si blinda contro il Covid. È nelle pagine regionali del Corriere del Veneto, ripeto, si tratta di una notizia che ormai ha una rilevanza regionale se non nazionale addirittura, il fatto che in Comedico si sia stati costretti a queste misure più severe, visto la larga diffusione del coronavirus e ribadiamo, purtroppo abbiamo notizie precise che si tratta del risultato di un'estate vissuta un po' troppo, come si può dire, senza troppe precauzioni. I sindaci, dice il sommario, accolgono la proposta dell'Ulsuno Dolomiti e della prefettura, scattano le misure per contenere il contagio. L'articolo è di Paola Dallanese, noi non ci fermiamo a leggerlo perché è lungo, perché abbiamo già dedicato molto tempo a questa notizia. Diciamo il taglio basso, in 200 si sono presentati in 200 per il tampone al drive-in di Tai di Cadore, il che dimostra, verrebbe da dire anche questo, no? Che al di là di quelli che fanno i gradassi quando ci scrivono su Facebook, quando commentano i nostri articoli, le nostre cose, dicendo che facciamo allarmismo, che facciamo terrorismo, invece c'è una fetta di popolazione estremamente attenta, c'è una fetta di popolazione che vorrebbe continuare a svolgere tutte le attività, dalla scuola al lavoro al resto, con quel minimo di preoccupazioni, di precauzioni che ci vengono suggerite, perché sono minime. Portare la mascherina è un fatto minimo, star lontani dagli altri è minimo ed è minimo lavarsi spesso le mani e questo sconfiggerebbe il virus. Però per colpa di qualche scriteriato, di qualcuno che la prende troppo alla leggera, finiamo per pagarne le conseguenze tutti e la frequenza delle persone che vanno a fare il tampone indica proprio che l'attenzione di tanta gente c'è. Mamme in quarantena con bimbi negativi, io sono dipendente, a casa senza stipendio, ecco questi sono poi i problemi, no? Da Santo Stefano a San Pietro sono numerosi i genitori costretti a disertare il lavoro per restare accanto ai propri figli. Come dobbiamo dirlo? Una delle prime conseguenze è questa, sia che ci sia la malattia, sia che ci sia la sola positività, le ricadute poi sono sui ritmi familiari e sono sui ritmi del lavoro, quindi conviene veramente a tutti se stiamo attenti e cerchiamo di non espandere il coronavirus. È tornata a scuola la classe in isolamento di Quartier Cadore, parliamo di Belluno, si è concluso il periodo di quarantena per la classe della scuola elementare Quartier Cadore di Belluno, che era stata interessata dal primo caso di positività in provincia e questo caso di positività risaliva al periodo 15 giorni fa in cui ancora l'ULS a quel tempo non ci diceva dove erano le classi in quarantena, che sono, abbiamo detto, segreti di Pulcinella e la gente ha bisogno di sapere dove si verifica un problema e in quale entità si verifica. Ecco, in questo caso credo che sia estremamente importante essere del tutto chiari sull'entità, sull'ubicazione dei casi senza ledere la privacy delle persone, ma è molto importante essere chiari e precisi. Salvini, Zaia, leader della conferenza delle regioni, e lui no grazie, lavorerò full time in Veneto. E questi insomma sono i primi portati politici delle elezioni di domenica e lunedì scorso. Andiamo avanti, i medici riconoscono un miracolo a Luciani, il titolo è di pagina 14 del Corriere delle Alpi, la commissione scientifica ha valutato il caso di una ragazza argentina, passaggio decisivo per l'attesa beatificazione, l'articolo a firma di Francesco Dalmas e come vi dicevo lo trovate a pagina 14 del Corriere delle Alpi. Allora andiamo avanti. Sostenibilità, le imprese ci credono, il 62% ha fatto eco investimenti. Il dato emerge da Compraverde Veneto, la crisi apre opportunità ma pesa la zavorra della burocrazia. Per me è un'occasione per ricordarvi che sabato questo a Belluno alle 18 occorre prenotarsi per via del coronavirus. Al comunale verrà Carlo Petrini, l'inventore
di Slow Food, che presenterà il suo nuovo libro Terra Futura, che è un libro che porta 3 dialoghi tra l'agnostico Petrini e il Papa su questo tema, sul tema della sostenibilità, dell'ecologia integrale, insomma, che è qualcosa verso cui bisogna andare, e se ci arriviamo un po' prima noi come mentalità ci farà soltanto bene. Allora, passiamo alla pagina di Belluno. 17, inchiesta sui vaccini, prosciolti 31 presidi, Luca, il procuratore, manca il dolo e il reato non c'è. La Procura della Repubblica aveva ipotizzato l'omissione di atti di ufficio alla fine degli accertamenti del NAS di Treviso. Andiamo avanti, troviamo questo bel approfondimento: vendemmia a Casteldardo, l'area della Valbelluna è ottima per il prosecco. Le fotografie parlano da sole, fanno venire voglia anche di assaggiare questi bellissimi grappoli bianchi. Settimana di grande lavoro nella tenuta dell'azienda Le Rive di Vidor, zanette del consorzio, esposizione al sole e sbalzi termici è il top per il glera, che è una delle varianti del prosecco, no? Dunque, noi andiamo avanti. E troviamo altre cronache da Belluno: la maestra dell'asilo Cairoli condannata in via definitiva, le prime 5 lauree made in Belluno con lode e massimi voti, parliamo della facoltà di mediazione linguistica. È morto Tormen, Bepi Tormen, l'uomo delle rondini. C'è anche una fotografia in pagina di questa persona che per una vita è stata dedicata davvero agli animali. Ha avuto un malore mentre si trovava in quota a verificare delle postazioni del lupo. Dunque, andando avanti, Feltre: rinasce la commissione per le pari opportunità. E il sommario dice questo: soddisfatto l'assessore Licastri, organismo rappresentativo della comunità, il consiglio comunale ha consegnato un riconoscimento ad Angelo Dalla Costa. Sportful Dolomiti Race, giornalisti dal Belgio lungo le strade della Gran Fondo, parliamo sempre di Feltre. E andiamo avanti, l'ex insegna dell'Ansaldo rivive grazie a Lia Cecchin. Parliamo ancora di Feltre. L'artista feltrina si è aggiudicata a Genova il concorso che era stato indetto per riqualificare il pezzo di archeologia industriale esposto al museo di Villa Croce. Noi andiamo avanti, si approfondisce il tema del rave che era stato allestito in cima al Monte Grappa. Pedavena, l'identità del territorio in 3 marchi. Oggi il Consiglio Comunale rinnova il voto del 2005 per la registrazione di alcuni simboli legati alla crisi della fabbrica di birra. C'è una bella foto della birreria Pedavena. Nella parte alta nelle altre località della provincia, cominciamo dall'Alpago. C'è l'articolo a pagina 26 su Marshall Italia, il primo accordo per lo smart working. Borgo Valbelluna, cracca CC, Castro non si ferma e ricorre in appello. Ponte nelle Alpi, droga, minacciato il giovane cliente, scatta l'estorsione. Andiamo avanti, Rocca Pietro, Esboschi, siti Valanghivi, Serrai, il sindaco rassicura le opposizioni. De Bernardin, soddisfatto di Toscana Biomasse, l'azienda che sta operando sul territorio, ha già raccolto e venduto il grosso degli schianti, ha spiegato il sindaco. Andiamo avanti, Cortina, tra governo e CIO, Sepolta lascia di guerra e la commissione segnala passi avanti. Il sindaco Ghedina e Zaia, per bocca di Malagò, hanno tenuto il punto sulla pista da bob e su tutti gli altri impianti previsti. C'era il rischio, come abbiamo letto nei giorni scorsi, che qualcosa magari scivolasse altrove. Addio al professor Richebuono, storico e cittadino onorario. Andiamo avanti, Auronzo, cooperativa di mutuo soccorso, domani il nuovo presidente. Con tutta probabilità ci sarà la conferma dell'uscente Osvaldo Vecellio del Frate. Presentato in assemblea il bilancio che chiude con un attivo di 71.000 euro, e sono positivi anche i bilanci, i dati delle attività controllate dalla cooperativa, che è un vero colosso. Dunque, dai comuni di confine 500.000 euro per Padola, e parliamo di Comelico Superiore. Cortina, contributi per 106.000 euro all'associazionismo locale. Lavori fuori dalla scuola e dalla fermata dei pulmini, e si parla di Domegge.
Andiamo avanti, l'uomo che controlla ponti e gallerie, un boom di lavoro con le autostrade. De Villa Palù di San Pietro è titolare di un'azienda in Liguria, in 6 mesi vogliono eseguire lavori mai fatti in 30 anni. E qui c'è l'intervista che vede dall'altra parte, insomma, no, il problema della manutenzione scarsa. Questo uomo che fa manutenzione di grandi arterie, di fatto dice che è vero, in 30 anni non ci hanno mai chiesto così tanto lavoro. Insomma, speriamo che qualcosa cambi, certo che ci getta addosso un po' di tensione, no? A pensare a tutti questi anni passati senza troppi controlli sulle nostre infrastrutture più importanti. E ovviamente il nostro pensiero va al ponte Morandi di Genova e a quello che è successo lì, proprio per una questione di troppo scarsa manutenzione. No? Allora, vediamo, volevo tornare un attimo sul Gazzettino di Belluno, eccoci qui, ve lo mostro subito, per andare a vedere che cosa mette il Gazzettino nella prima pagina del fascicolo locale. Passiamo velocemente per i titoli del Nazionale e andiamo a vedere la prima di Belluno. Adesso ci siamo, permettetemi ancora un secondo, eccoci qua, la prima di Belluno, che dedica il titolo leggero, diciamo, quello che viene messo sempre sotto la testata, al tema della ristrutturazione della Banca d'Italia. In centro il Cavò diventa una boutique, poi c'è il riquadro con la morte di Beppi Tormen, il faunista, e c'è il titolone: Comelico, mascherine anche all'aperto. L'emergenza coronavirus ha spinto l'Ursuno Dolomiti a chiedere di adottare provvedimenti restrittivi, i bar chiuderanno alle 22. Abbiamo già visto questi dati. C'è un articolo a pagina 3 che vediamo di raggiungere, di cui vorrei almeno farvi vedere il titolo, se non riusciamo a fare qualcosa di più. Coprifuoco anti-Covid, mascherine all'aperto, pagina 2. In quelle zone c'è una circolazione del virus vivace ed è un virgolettato riferito a Cinquetti, al capo del Dipartimento di Prevenzione, no, che ci dice della gravità della situazione. La Fiera dei Santi salta, intanto i sindaci al lavoro per darsi regole uniformi, e c'è un caso, una notizia che viene raccolta dalla nostra Yvonne Toscani. La sigla YT è la sua, appunto: noi ligi alle regole, abbiamo perso clienti per questo. Toscani ha raccolto la testimonianza di una barista di Presenaio che invitava gli avventori a usare i dispositivi di protezione, le mascherine, insomma, è rimasta inascoltata. E questo, vedete, questo è il punto che abbiamo tante volte ribadito. Quest'estate si è toccato con mano una insofferenza per i dispositivi di protezione, per le mascherine, anche amministratori che hanno dato il cattivo esempio nel caso di manifestazioni pubbliche: non si portavano i dispositivi, non si osservavano le distanze, e questa è una testimonianza importante. Norme rispettate a costo di perdere i clienti. È accaduto in questi mesi al bar Milk and Coffee di Presenaio, in comune di San Pietro, dove il richiamo alle norme di contenimento della diffusione del Covid ha fatto scattare la reazione, talvolta per nulla contenuta, di una quindicina di avventori, dice l'articolo di Toscani, di Yvonne, che non hanno più rimesso piede nell'accogliente locale di Via del Ponte. C'è stata la reazione della gente che si è rifiutata di mettere la mascherina e ha disertato il locale, una decisione che la titolare, Roberta De Candido, aveva preventivato, anteponendo però il bene collettivo al tornaconto economico. In questi mesi il Milk and Coffee si è contraddistinto in modo particolare, dice il Gazzettino, per l'estrema attenzione ai 3 punti essenziali, fin quasi a trasformarsi in un chiodo fisso. Fin dal primo passo, dopo aver varcato la porta che si affaccia sulla graziosa chiesa quattrocentesca di San Volfango, si viene quasi investiti dall'invito ad usare la mascherina e il gel igienizzante e a mantenere le dovute distanze. Nulla è stato lasciato al caso e praticamente il droplet, cioè l'emissione di secrezioni respiratorie e salivari in forma di goccioline, si ritrova ad avere una vita difficilissima tra il pannello in plexiglass al banco, quello appoggiato orizzontalmente sui tavoli. Roberta De Candido, che gestisce l'attività da 12 anni con l'aiuto della madre, Denise Pontil, ha trascorso il periodo del lockdown inverno-primaverile a leggere attentamente le norme e le indicazioni, e così alla riapertura i clienti si sono subito trovati davanti alla piccola rivoluzione all'interno del locale, dove sono apparse le scritte sull'uso dei dispositivi e il plexiglass. Però saltiamo
al paragrafo, richieste che ad alcuni non sono proprio andate giù. C'è chi si è lamentato della mascherina che abbiamo fornito gratuitamente, se n'è andato lasciandola sul tavolo perché non gli portava nulla, racconta la gestrice. Siamo arrivati al punto di litigare con chi sosteneva di essere sempre entrati in un bar senza mascherina e di volerlo fare anche nel nostro. Tra coloro che hanno dimostrato maggiore resistenza anche figure professionali, dice l'articolo, che dovrebbero, per il ruolo che hanno, dare invece l'esempio. Per queste nostre attenzioni e scelte siamo state anche prese in giro e circa 15 clienti non sono più tornati. Qualcosa però è cambiato nell'ultima settimana davanti ai numeri crescenti di positivi. Certamente, conclude Roberta De Candido, tutti adesso indossano la mascherina. Questa è una magra consolazione, insomma, no? Comunque, insomma, meno male che ci si arriva, ce n'è voluto, ma ci si arriva. Io sono alla fine della mezz'ora, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, seguiteci su Radio Piave e seguiteci sui nostri social e sul sito www.amicodelpopolo.it. Ciao a tutti, grazie.